Amici, buongiorno, bentornati alla rubrica Sfogliando gli album dello Scrigno del Calcio, che è il mio canale. Allora, me l'avevate richiesto e io la sera della vigilia di Natale a casa dei miei ho fatto razzia di questo, cioè no, ho fatto razzia, è mio, di questo minuscolo album delle gomme, così ribattezzato. Allora, siamo passati dalle ultime edizioni dell'album Panini, che era alto 1,80 m, a questo qui che non vedrà nessuno se io continuo a tenerlo in questo modo. Adesso lo andiamo ad aprire, così vediamo pure come era fatto dentro, e come tutti saprete le mitiche e mitologiche figurine di Poggi e Volpi che nessuno o quasi in Italia aveva. Questo è l'album e adesso lo sfogliamo. Allora, ecco il minuscolo album delle gomme della stagione 97-98, lo spiego a chi non dovesse conoscerlo, chi non è della mia generazione o anche chi non l'ha fatto magari in quella stagione. L'album era dato gratuitamente, si compravano le gomme, chiamiamole sciolte, singole, quindi non erano pacchetti di gomme, erano più o meno di questa dimensione. Le gomme erano impacchettate con la carta delle gomme, e all'interno, quindi proprio che avvolgevano la gomma, c'erano le figurine, per cui non si poteva neanche comprare le gomme e staccare solo la figurina, bisognava per forza aprire la gomma e quindi mangiarsela. E c'era in tutte le case di chi faceva quest'album questo odore di fragola, con ragazzi che masticavano gomme, me compreso peraltro, a più non posso. Questa è la copertina con, vedete, Peruzzi, Ronaldo e Roberto Baggio. Qui c'è un po' tutto il regolamento su come vincere, su come poi mettete pausa e leggetevelo con calma, vedete, eccolo qui. Fece un successone enorme, e come vi ho detto nella presentazione, la grande caratteristica fu a posteriori che mancavano, e la vedete già qui, due figurine. Una è quella di Sergio Volpi del Bari, eccolo, e l'altra di Paolo Poggi dell'Udinese, che praticamente sono diventate poi due leggende. Hanno fatto anche servizi con foto in cui loro due tenevano l'album in mano, perché a quanto pare vennero stampate pochissime figurine di Poggi e Volpi, e quindi praticamente in Italia non li aveva quasi nessuno. La maggior parte delle persone aveva completato l'album e mancavano solo queste due figurine. Io devo dire che mi arresi un po' prima, perché come vedete qui mancava anche Fontana, portiere dell'Atalanta, e mancavano altre figurine. Io quando potevo le compravo, poi a un certo punto mi ero stufato di masticare gomme, quindi ho mollato lì. Vedete, mi mancavano anche altre figurine, mancava Mangone del Bologna. Vi faccio vedere anche un po' come erano davvero semplicissime. C'era la foto della squadra, a parte che erano piccole proprio le figurine. Vi faccio vedere il Brescia, ad esempio, vedete, c'era la foto della squadra e c'erano i vari giocatori, non tutti, c'erano 11 giocatori, come se fosse l'11 titolare delle squadre, e finiva praticamente così. Vedete, c'era il logo poi dell'Associazione Italiana Calciatori. Era un album comunque pseudo ufficiale, nel senso che le figurine erano prese, le foto erano prese proprio dalle squadre. Vedete un po', ve lo faccio vedere un po' tutto, tanto sono solo le squadre della Serie A. Lo vedete anche qui, Inter e Juventus, le grandi rivali di quell'anno. Ecco qui le altre. Adesso arriviamo anche all'Udinese, ne si è anche un po' scomposto perché con gli anni si è rotto. Tra l'altro, una caratteristica che ricordo è che l'album pure puzzava di gomme. Io mi ricordo che quando lo portavo a scuola, tra l'altro piccolo entrava nelle tasche pure esterne dello zaino, in mezzo ai libri, era veramente sottilissimo, e c'era questo odore di fragola che usciva. Ecco intanto la figurina mancante di Paolo Poggi. Vedete qui tutta l'Udinese completata, e mancava la figurina. E con il Vicenza si chiude proprio l'album, vedete dietro che non c'è più niente. Devo dire che
Appunto la caratteristica era pure l'odore un po' dell'album. Adesso io l'ho annusato anche prima di portarlo, quando l'ho preso non sa più di niente, ormai sono passati quasi 30 anni, però era molto curioso che c'era questo odore di fragola un po' ovunque. Questo è il mitico album veramente denominato l'album delle gomme, credo che tutti in Italia lo chiamassero in questo modo. Insomma, è diventato alla fine forse più leggendario per la mancanza di quelle figurine che per un album che in sé non aggiungeva nulla a quelli che già esistevano, se non appunto proprio per quanto era piccolo, per quanto erano minuscole le figurine. Veramente non so quanto si riesca a capire dalla camera, però erano veramente piccole le figurine, e piccolo questo album, che però è passato alla storia a quasi 30 anni dalla sua uscita. Questa è la rubrica Sfogliando gli album, ne ho ancora un altro paio, anche per chi mi aveva chiesto quello del Super Calcio, poi ce n'ho uno veramente particolare che è praticamente vuoto, ma insomma ve li porterò la prossima settimana. Questa è la rubrica Sfogliando gli album e questo è lo scrigno del calcio. Mi raccomando, rimanete sempre con me, connessi, perché connessi e con me anche, perché ogni giorno esce un video nuovo. Ciao!